Buongiorno mamma. Buongiorno Simona. Cosa hai preparato oggi di buono? Oggi ho preparato delle brioche al cioccolato. Guarda come sono belle Simona, sono sofficissime. Ti faccio vedere anche all'interno che meraviglia che sono, hanno un bellissimo ripieno al cioccolato. Super golose mamma, facciamo vedere come si preparano? Sì, certo, procediamo. Procediamo. Versiamo nella planetaria il latte tiepido. Aggiungiamo il lievito di birra fresco e iniziamo a scioglierlo. Aggiungiamo anche lo zucchero e le uova e mescoliamo. Incorporiamo anche la farina precedentemente setacciata e mettiamo il gancio ad uncino. Lasciamo lavorare. Quando l'impasto ha assorbito tutta la farina, aggiungiamo il sale e lasciamo lavorare. A questo punto aggiungiamo il burro ammorbidito, un pezzettino alla volta. Dopo circa 10 minuti l'impasto è pronto, si è completamente staccato dalla planetaria ed è tutto avvolto all'uncino. L'impasto, Simona, guarda, è bello soffice e liscio. Adesso formiamo una palla, lo mettiamo in una ciotola che ho leggermente imburrato, lo copriamo e lo lasciamo lievitare fino al raddoppio. L'impasto è più che raddoppiato, guarda com'è bello gonfio. Adesso lo sgonfiamo. Oh, che buono! È una meraviglia. E lo mettiamo sulla spianatoia. Pesiamo 60 grammi di impasto e facciamo delle palline. Le dobbiamo chiudere bene e poi le dobbiamo perlare così. Deve diventare bella liscia liscia. Vedi? Perfetta. E la mettiamo via. Li copriamo e li lasciamo riposare per 10 minuti. Riprendiamo l'impasto, lo schiacciamo leggermente e con l'aiuto del matterello lo stendiamo. Dobbiamo fare un piccolo rettangolo. Mettiamo sulla base della crema alla nocciola. Adesso lo arrotoliamo su se stesso e lo sigilliamo bene. L'altra metà la tagliamo a piccole striscioline. Lo arrotoliamo completamente su se stesso. Lo poniamo su una teglia rivestita con carta da forno a poca distanza l'uno dall'altro. Li copriamo e li lasciamo lievitare ancora per 45 minuti. Spennelliamo con l'uovo la superficie. Inforniamo forno statico preriscaldato a 180 gradi per circa 20 minuti. Questo è il risultato finale delle nostre brioche al cioccolato.